bentornati. Bentornati alle invasioni barbariche. Noi siamo in diretta da Milano. Noi iniziamo però subito con, anche col fatto del giorno, non parleremo solo di quello. Tra l'altro lui lo conoscete, lo vedete in TV, è un filosofo, è un professore universitario molto conosciuto. Paradossalmente non era mai venuto alle invasioni barbariche. È la prima volta per il professor Massimo Cacciari. Benvenuto. Ho detto paradossalmente non era mai venuto perché la vediamo spesso in TV, professore, ma mai qui. E quindi non ci siamo mai combinati. Non ci siamo mai combinati, ci siamo combinati nella sera, non so se è giusta per lei, ma giusta per noi. Cattivissima. La peggiore, giusta per noi perché... La peggiore delle sere. Lei quanti anni è stato sindaco di Venezia? 13? 3 volte. Un bel pezzo di vita. Sì. Ed era sindaco di Venezia nel 97 quando, se lo ricorda, l'assalto al campanile di San Marco. Vagamente. Lei allora cosa pensò? Pensò a una cosa da farsa? Si spaventò? Mi spaventai ovviamente, mi spaventai soprattutto per quei poverini che erano dentro in campanile con i reparti speciali che erano pronti, anzi che erano intervenuti e non si sapeva che intenzioni avessero, che cosa tenessero dentro, se armi, se non armi, quindi con il rischio che ci scappasse l'incidente grave. Avevo paura essenzialmente per quei poverini agitati da ideologie, come dire così, un po' folli, che attendevano l'intervento dei corpi speciali. Lei naturalmente sa che oggi ci sono stati 24 arresti di secessionisti veneti che sembra stessero preparando un'operazione di quel tipo. Non lo so, non ho la più pallida idea di certamente... quali sia la fondatezza di questa indagine, di cosa abbiano trovato. Però mi sembra che sia un carnevale come l'altra volta, questo carro armato, insomma, un carro carnevalesco da Viareggio, non so. Beh, comunque certo, non le guerre non si fanno con quelle cose lì. Immagino che lei, come tutti, si chieda se dopo quasi 20 anni ritorna un'azione del genere. Beh, allora le spiegazioni ci sono, chiaramente, ma sono un po' complesse. In 2 minuti forse si riesce anche ad individuare le ragioni. La prima, la situazione è completamente diversa rispetto al 97. Nel 97 il Veneto e la Lombardia erano in pieno sviluppo, era una condizione di miracolo economico del nord-est, si parlava, no? Quindi piena occupazione, eccetera, eccetera. Quindi era un fenomeno molto ideologico e isolato, mentre oggi è una condizione completamente diversa, cioè questo è il sintomo di un disagio generalizzato, di una crisi generalizzata, chiudono le fabbriche, la gente è disoccupata, i giovani non trovano lavoro e in Veneto e dalla Lombardia non si cade dal primo piano, si cade dall'ultimo, quindi ti fai molto più male. Ecco, e questa è la situazione, quindi se non riusciamo... È più grave quindi? È molto più grave, certo, la situazione è molto più grave, ma non in quanto tale o su queste rivendicazioni di cui poi se vuole parliamo, ma è il sintomo che è gravissimo, cioè perché dimostra una crisi sociale, direi culturale, morale, etica, oltre che politico, economico, finanziaria, gravissima. E quando il tappo scoppia, il liquido si versa da tutte le parti e assume tutte le forme di questo mondo. Una volta la secessione, l'altra volta l'indipendentismo, l'altra volta i forconi. Questa è la situazione. La situazione che il Paese sta attraversando è tragica. E allora poi parleremo, spero, di quello che si può fare per mettere mano alla situazione. Lei saprà che ci sono 2 reduci dei Serenissimi, c'è Franco Rocchetta, ex sottosegretario agli esteri. Guardi, che Franco Rocchetta, che conosco molto bene, gli altri non li conosco, ma che Franco Rocchetta meditasse un'insurrezione armata per l'indipendenza del Veneto, non ci credo, neanche se me lo dice lui.
Allora a questo proposito io mi collegherei da Treviso con l'ingegner Gianluca Busato, il fondatore di plebiscito.eu, che è il promotore del referendum sull'indipendenza del Veneto, al quale ha collaborato anche Franco Rocchetta. Il professor Cacciari esclude che Rocchetta potesse pensare a qualcosa di violento. Lei che ci sta lavorando insieme cosa pensa? Ma buonasera a tutti voi. Io penso proprio che Franco Rocchetta sia una delle persone più pacifiche del mondo. Credo in realtà che gli aspetti farseschi che riguardano questa situazione rivelino un altro tipo di considerazioni che devo fare, cioè che questa, a mio avviso, è una risposta di uno Stato che ha perso la testa, una strumentalizzazione politica di fronte a un processo democratico, civile e anche di grande innovazione come è stato il referendum di indipendenza del Veneto, che ha visto oltre 2.100.000 veneti votare a favore dell'indipendenza della Repubblica Veneta. Sì, lei sa, credo che, che questo dato, mi perdoni, che questo dato dei 2 milioni che lei dice è stato molto ridimensionato. Io ho letto di 100.000 voti, non di 2 milioni di voti. In realtà quella è una cifra che è stata formulata sulla base di statistiche assolutamente non attendibili, su una fonte screditata dal punto di vista scientifico, e se invece si vuole una conferma di quella che è stata l'alta affluenza al referendum di indipendenza del Veneto, basta leggere Repubblica di 8 giorni fa, dove è stato pubblicato un sondaggio di Demos fatto da Ilvo Diamanti, che ha dimostrato come la maggioranza dei veneti abbondante ha votato a favore nel referendum di indipendenza. Lei quando ha saputo degli arresti di oggi, che cosa ha pensato? Ha pensato immediatamente che fosse collegato al suo referendum? Ho pensato che se c'è una situazione critica per lo Stato italiano non è certa quella di 20 persone che rimettono in moto un qualcosa che gli aveva rivenduto lo stesso Stato, tra l'altro, ma è probabilmente da una massa, da un popolo che si sta muovendo, che ha preso coscienza del fatto che non vuole più mantenere uno Stato fallito e non vuole più essere scorticato dal peggior inferno fiscale del mondo. Questo mi sembra evidente. Beh, non è che l'ingegner Busato dica cose molto diverse dalle sue, professore. Tutto diverso. Perché? Perché le loro posizioni sono posizioni puramente regressive. Nel mondo contemporaneo questa ideologia delle piccole patrie, questa ideologia degli indipendentismi locali è una cosa che non può andare da nessuna parte. È chiaro che la vera prospettiva sarebbe una prospettiva autenticamente federalistica, quella per cui alcuni hanno lavorato da una parte e dall'altra negli anni, nel passato ventennio, fallendo, cioè risultando sconfitti, perché la posizione autenticamente federaliste sono state soffocate tra il centralismo tradizionale di tutti i partiti romani, diciamo così, e questi fenomeni regressivi di indipendentismi, di secessioni, di piccole patrie. Perché ride, ingegner Busato? Ma non mi interessa discutere con Busato. No, ma glielo chiedo io. Cosa vuole che vada a discutere con Busato? Perché penso che il professor Cacciari dovrebbe leggersi quello che scrive Alberto Alesina, che tra l'altro è un economista italiano che insegna ad Harvard, che dice esattamente il contrario ed è d'accordo con la nostra visione, e questo è confermato dal fatto che nel dopoguerra c'erano 70 stati indipendenti, oggi ce ne sono 200. In un mondo in cui c'è libertà di commercio, di comunicazione, di trasporto, avere uno Stato, un leviatano che non sta in piedi come lo Stato italiano non ha più senso. Se io come impresa veneta, come cittadino veneto che si vuole muovere nel mondo, vuole vendere le proprie merci in tutto il mondo, non ho bisogno di avere un mercato domestico come pensava Mazzini un secolo fa, più di un secolo fa, quando prevedeva che in Europa ci fossero solo 6 Stati. Ma io faccio fatica però a immaginarmela questo indipendentismo. Cioè, come si può concretizzare? Cioè, che diventate uno Stato a parte?
Certo, guardi, è molto semplice, è un processo che non è solo Veneto, è un processo che sta riguardando l'intera Europa, c'è Edimburgo, c'è Barcellona, c'è Venezia, ma lei se la immagina un'Europa senza Venezia, senza Edimburgo, senza Barcellona? Io no, credo proprio che questo sia un fenomeno generale di allargamento interno dell'Unione Europea al quale non ci possiamo sottrarre e che sta vedendo finalmente un'autocoscienza anche delle regioni produttive, delle regioni storiche, con motivazioni certo culturali, ma che oggi trovano anche una propria linfa in una situazione socio-economica che non è più sopportabile. Il reticolo industriale più fitto del pianeta. Pensa di fondare un partito? Beh, certo, ci sarà anche la politica, ovviamente, per difendere il processo di indipendenza e per assicurare a questo processo una transizione pacifica e democratica. Però è chiaro che il reticolo industriale più fitto del pianeta non può andare incontro a una desertificazione economica dovuta a una pressione fiscale che ci rende il peggior inferno fiscale del mondo. Noi abbiamo tasse peggiori della Svezia e servizi da Africa. Questa è una situazione con tutta evidenza che i cittadini veneti non accettano più. Molto. No, non voglio assolutamente aprire discussioni. No, ma non anzi adesso però la salutiamo, che così io vado avanti con questa intervista. Grazie. E la ringraziamo molto. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Però mi scusi, professor Cacciari, io mi ricordo che lei una ventina d'anni fa non è che diceva delle cose così diverse da queste. Radicalmente